La situazione non è di certo il massimo, anche perché contrastare attacchi con altri attacchi non è sicuramente la soluzione migliore. È un concordato di pace che chiami soprattutto l'Unione Europea, gli Stati Uniti, un coinvolgimento maggiore anche di quelle forze che hanno contatti non soltanto economici ma anche geopolitici con le forze coinvolte quali Iran e Israele, potrebbe essere la soluzione più opportuna. Quindi sulla chiamata alle armi non sarei decisamente d'accordo. Le armi non sono mai la soluzione, un contrasto quindi armato non è mai la soluzione, anche perché i contrasti sono dappertutto oggi. Si può vedere Russia e Ucraina, dove ancora la situazione non è cessata, nonostante determinate persone abbiano promesso di intervenire mh, entro un determinato periodo, e magari questo un tentativo si è fatto, ma la soluzione ancora non si è pervenuti. Di conseguenza un maggiore dialogo, una maggiore discussione e una maggiore apertura alla pace potrebbe essere la soluzione migliore, soprattutto chi con quelle forze ha avuto storicamente dei buoni rapporti. Secondo me è ancora possibile, è la strada per cui oggi siamo pervenuti alla democrazia, è la strada che ha fatto nascere banalmente anche l'Unione Europea, cioè la volontà di mettere in comune degli spazi di dialogo, spazi non soltanto dal punto di vista economici, ma anche dal punto di vista di condivisione di valori, e, non per forza politici, ma anche culturali, tali da poter evitare anche uno scontro e quindi fare riferimento appunto allo strumento diplomatico. Secondo me è lo strumento, se non primario, comunque una possibilità da prendere seriamente in considerazione. Sensazioni diciamo che non sono molto buone perché appunto questa situazione non è delle migliori e spero che si possa andare avanti con la pace, ma non so se sia possibile in questo momento. Diciamo che la situazione non è la prima volta che capita un incidente diplomatico come questo che è successo, quindi non sentiamo, perlomeno fino adesso, quella sensazione di pericolo come ci sia stata tante altre volte, perché noi alla fine siamo sempre in pericolo, avendo qui la base americana, però per il resto, per il momento, non percepisco quella sensazione più delle altre volte. Ma io credo che bisogna decifrare la colpa di quel buffone di Trump. Penso che praticamente non basta dire io aggiusto tutto e poi ci metti del tuo per mettere a soqquadro un settore. Ora praticamente fra fanatismi, odi e rancori praticamente non si riesce a tornare indietro. Molto preoccupato per l'inaffidabilità di un testone che praticamente è egocentrico che fa il boss. Secondo lei avranno conseguenze i paesi europei e si può ancora raggiungere la diplomazia? Io alla diplomazia, alla forza della diplomazia, diciamo in rapporto ad altri strumenti non ci credo, perché gli strumenti sono molto più pratici, redditizi, molto più diretti. La diplomazia è un lavorio un poco più lungo. Credo che c'è da essere preoccupati, sì, perché l'Europa già è in riarmo, c'è uno squilibrio praticamente tra le spese militari, il SEF, le spese diciamo sociali, quindi secondo me è una cosa molto ingarbugliata e difficile, complicata.